La paventata ipotesi di demolizione è naufragata, e questo quanto emerso dal tavolo tecnico di ieri tenuto al comune di Agrigento. Il viadotto Acragas, che collega Agrigento a Porto Empedocle, è malato, ma ANAS ha la cura per guarirlo. L'ingegnere Valerio Mele, responsabile della società per le regioni Sicilia e Calabria, è chiaro fin da subito. L'impegno di ANAS è quello di andare avanti sulla progettazione e la gara è già in corso, quindi dovrebbe essere aggiudicata nei prossimi mesi per poter partire al più presto con i lavori di consolidamento, di ristrutturazione dell'opera, ovviamente anche con un miglioramento della resistenza della stessa e contemporaneamente valuteremo insieme al Comune, insieme alla Regione, l'opportunità di migliorare la viabilità esistente che possa integrare la mobilità della città di Agrigento. I lavori da fare sul viadotto sono di circa 30 milioni di euro, già finanziati, parte dall'ANAS, parte dalla Regione nell'ambito del Patto per il Sud. Va ancora stimata e quantificata esattamente la spesa necessaria per l'adeguamento della viabilità esistente integrativa. Contrariamente a quanto è stato affermato da qualcuno, è un'opera che chiaramente ha bisogno delle cure, ma ANAS sa come curare l'opera, è un'opera che può essere ristrutturata e può essere restituita alla collettività in piena sicurezza. Allo stesso tempo ANAS non pone nessuna pregiudiziale e qualora ci fosse una forte richiesta del territorio di eliminare l'opera per motivi chiaramente non legati alla sicurezza della stessa ma legati all'aspetto paesaggistico, saremo anche disponibili ad affrontarla, ma giustamente il territorio richiede prima che ci sia una viabilità in grado comunque di sopportare le esigenze di mobilità. Quello che gli enti tutela poi ciascuno insomma potrà esprimere la propria posizione, ma ritengo che qualunque operazione da fare sulla viabilità debba escludere l'area archeologica, quindi non sono pensabili soluzioni di viabilità nuova, alternativa, integrativa che impattino sull'area archeologica, a meno ovviamente di lavori di consolidamento dell'opera esistente. Stessa impostazione da parte del sindaco di Agrigento, Lillo Firetto. Il tavolo ha prodotto un risultato che è assolutamente utile, che è un po' la sintesi che ieri ha fatto un vostro collega. Cioè noi potremmo porre la questione della persistenza o rimozione del ponte in presenza di una condizione di infrastrutturalità che in qualche modo non ci consegni a prima degli anni 70, ma invece ci consenta di fare delle scelte consapevoli. E il dato nuovo qual è oggi? Che per fortuna l'ipotesi portata sul tavolo da ANAS in ordine alla viabilità a raso, cioè in ordine ad una viabilità integrativa rispetto a quella attuale, sostanzialmente, tranne il ponte di collegamento, coincide con quello che il famoso anello Omega, che già è presente nel piano urbano della mobilità che il Consiglio Comunale ha approvato qualche mese addietro, sulla scorta anche degli studi della frequenza di traffico, ed è sostanzialmente quello che recepisce il piano regolatore generale, che è sostanzialmente quello che è inserito nel piano regionale dei trasporti. Allora, la variante nord d'Agrigento in questo modo comincia a prendere realmente corpo, cioè non è una cosa campata all'aria. Per cui entro i primi 2 mesi del prossimo anno l'ANAS presenterà non l'esecutivo, ma il primo diciamo, elemento di fattibilità tecnico-operativa. Oggi siamo nel campo delle ipotesi, hanno presentato semplicemente un tracciato scritto su una carta topografica e lì, in relazione alla valutazione che sarà fatta, saremo nelle condizioni di poter dare consistenza ed esecutività alla famosa viabilità alternativa a raso. La gara di aggiudicazione dei lavori di consolidamento del ponte partirà in autunno e a quel punto bisognerà fare i conti con i tempi tecnici delle operazioni. La somma prevista per i lavori di manutenzione è pari a 30 milioni di euro. Nel dettaglio serviranno 1/3 per il viadotto Acragas 2, il ponte più piccolo, per 2/3 al viadotto Acragas 1. Per quanto riguarda il tracciato complementare pensato in un'ottica futura di miglioramento della viabilità cittadina, si starebbe parlando di una sorta di grande circonvallazione chiamata Omega, e questo con 20 milioni di euro di fondi regionali.